Scatman's World. Veneziano, siamo su MotoGP 13. Allora ragazzi, dopo le sfighe del campionato scorso, adesso voglio proprio cambiare tutto, anche il numero. Allora, come colori dei guanti e degli stivali rosso fuoco, il numero al 90 ragazzi, perché è il numero favorito di Tori. E anzi, vediamo un attimo, però se c'è il 69 magari... No, purtroppo non c'è, vabbè, restiamo sul 90 che sta sempre a 90, quindi siamo tranquilli, buono. Quindi anche il casco rosso e nero, quindi vediamo, speriamo in un Milan, si deve portare fortuna al Milan. E niente, ci siamo, perfettus. Email, ragazzi, quest'anno dobbiamo vincere assolutamente, dopo le beffe dello scorso anno. Madonna, sto reading trap qua, posizione ottavo, quindi hanno capito che siamo in crisi, però... Buono. Buono. Perfetto. Andiamo su Twitterone e poi partiamo con il Qatar. Ora Konate ci aspetta una gran gara in Qatar. Brad Pitt, Qatar sempre elettrizzante. Marchetto Market, settimana impegnativa, il campione del mondo in carica. Allora ragazzi, andiamo in Qatar, il livello di difficoltà è sempre lo stesso. Tutto a cannone e fisica semi-pro. Vai ragazzi, il Comendone è un po' arrabbiato. Pole position in Qatar ragazzi, quindi inizio strepitoso ragazzi, voglio vincere questo mondiale, deve essere il mondiale della consacrazione ragazzi, la prima vittoria in MotoGP. Andiamo, aspettiamo. Vai ragazzi, la prima del Qatar, prima tappa del mondiale, primo Comendone veneziano, secondo Valentino Rossi. Dobbiamo partire alla grande, non rompere le balle. Attenzione anche Pedrosa davanti, abbiamo perso una posizione. Calma, gran calma, gran calma. Abbiamo il numero 90 ragazzi, il numero di Tori. E Tori dà il meglio di sé a 90 gradi, quindi non possiamo fallire. Anzi qui, partenza da cioccolataio, ma adesso recuperiamo, no problem fiori. Ricordo l'altro anno problemi tecnici in Qatar, avevo cominciato con 0 punti praticamente. Sono Lorenzo, giocata di Lorenzo, Marquez è un po' indietro. Marquez è al quinto posto e me la godo. Ciao Lorenzo, ciao Pedrosino. Qui siamo secondi, solo Valentino davanti a noi. No, non lungo. Perché vuole partire alla grande, cazzo. Il miglior risultato in Qatar è un quarto posto, mi pare 2 o 3 anni fa. Valentino, fatalità oggi Valentino, riesce a toccare sempre in Qatar. Oggi Valentino sta dominando. Bravo, non è bella curva questa. Dai che le Yamaha volano. Dai che l'Italia domina. I tifosi italiani sono in festa nel vedere Veneziano e Rossi nelle prime 2 posizioni. Perché adesso avevo un buon vantaggio. Sarebbe bello fare un duello con Rossi per il titolo. Attenzione, grandissimo Comende, siamo in testa. E adesso voglio andare a vincere il Gran Premio del Qatar. Vai ragazzi. Il numero 90 ragazzi, il numero di Tori. Mamma mia 90, che spettacolo Tori a 90, mamma mia. Ragazzi. Molto bene. Ottimo Comendone. Giro record vizioso. Adesso il Comendone, eccola qua, per campi. Salvi, siamo salvi. Puttana Rossi torna davanti, e c'è anche Pedrosa che rompe i maroni. Bella gara, bell'inizio di mondiale ragazzi. Subito piccolo problema di lag e ho perso 3 posizioni, solito mio culo comendiano, è vero. Ma porca miseria. Ma Vara se devo perdere le posizioni perché mi ha laggato. Non ci voglio credere. Niente, è una maledizione MotoGP ragazzi, è una maledizione. Per il prossimo MotoGP lo compro per Xbox comunque, perché con Fraps mi rompe troppo i maroni. Adesso devo fare la remontata catarrosa, fiori. Ero tranquillo, no. Vai di super lag.
E adesso inizia il final lap comediano. Tranquilli secondi, forse primi, no. Deve arrivare il lag a rompere i maroni. Giro record di Rossi. Vado. Ho preso anche la pole position, non ci voglio niente, non ne va bene una, ragazzi. E sono dietro sia Marquez che Pedrosa, no, è pazzesco. No, guarda, è grottesco, cioè non ho parole, ragazzi, per descrivere MotoGP. No, ma non esiste che finisca tutto a posto, dopo non esiste. Posso capire Rossi che ha un passo veramente a un ritmo gara devastante, ma sta altri tre no, Vai come no. Minimo secondo, ma proprio minimo, Bravo. Noi siamo quarti. Adesso c'è il Magnifico da superare. Maledetto lag. Ogni tanto con Fraps purtroppo il gioco comunque non è ottimizzato al massimo, Devono fare anche qualcosina di meglio, contando che la grafica non è mostruosa. Prime sportellate del mondiale. Dai Lorenzo, non scarta la veletaria e le balle, dai. C'è Pedrosino. Comunque Rossi ha un ritmo insostenibile. Secondo posto, dai, deve arrivare secondi. E quasi finita sta gara, dai, 9 secondi, che i migliori risultati in Qatar. Bravo, manca l'ultima curva, ragazzi. Adesso voglio la staccata come indiana, te prego. Niente da fare. Terzo posto in Qatar, va bene, non è male. Migliori inizi in MotoGP della carriera. Buon terzo posto. Posto che fa bene al suo morale, 16 punti in più e la conferma che il suo pacchetto è competitivo. No, il mio paccone è competitivo, che pacchetto. Dai, va bene, terzo posto, ok. Miglior risultato in Qatar. Adesso c'è Austin, ragazzi. Adesso devo tamponare Austin. Cerchiamo di tamponare con una buona prestazione. E speriamo nel lag, perché ogni tanto arriva sto lag nei momenti più bastardi. Chiaramente, adesso anche il joystick mentre qua, ragazzi, ma è normale, perdo. Cioè, una batteria al secondo, praticamente. Ok, grazie. Boh. Oh yeah. Twitterone. Allora, Lorenzo, anche oggi è stata male, mi sono proprio divertito. Pedrosino, ragazzi, quanto tempo che non correva una gara così. Michalchi nel Calione, la MotoGP è una categoria veramente tosta, lo sappiamo, vecchio. Vai, andiamo. Seconda tappa, Austin, la gara più odiata dal Comendone. Red Bull, boo. Grand Prix of the America, anche la tosse mi viene. Non posso proprio nominare Red Bull. Mamma mia, che schifo. Vai. Revenge Rap, vecchio. Melissa Perez. Un grande in bocca al lupo, se io cosa vuoi con quella bocca. Per la gara di Austin mio figlio diventa matto, sei tuo figlio, vaffanculo, il tuo toy boy. Andrea Vizioso, in America per la prima tappa statunitense, Nicolino Hyde, è bello arrivare a Austin. Ok. Mail. Team manager, obiettivo squadra, prima posizione, bene, un obiettivo tranquillo per la seconda gara. Ok, andiamo. Ok ragazzi, allora qualificazioni come al solito scandalose, ma Tori è pronto a 90, però devo migliorare il settimo posto, nel senso, il mio miglior risultato ad Austin è il primo anno in Moto3 un settimo posto, se arrivo sesto, quinto, quarto, terzo, secondo o primo, Tori è pronto a 90, altrimenti cazzo. Raga, andiamo. Vai ragazzi, andiamo negli Stati Uniti, gara di casa per Tori. La nostra mascotte deve dominare, Vai Fiori. Chiaramente spero non c'erano problemi di lag. Ma questo caldo fa molta fatica il computer, molta fatica. Purtroppo ci sta. Ma che partenza, ragazzi. Partenza come indiana, Ini purtroppo. Dai, come noi siamo al nono posto. Grande veneziano. Dai, tira. Però sempre con calma, dai che voglio arrivare almeno sesto. Non cadere. Settimo posto ad Austin, calma. Gran calma perché non mi sembra bene, infatti, attenzione. Bravo. Mamma mia, non ti prego, non dammi la squalifica, ho già un avviso, Devo stare molto attento. Quinto posto in questo momento, vai a 90 gradi. Vai pomponi a 90 gradi. Dalla bella Tori, dai.
molto bene. Molto bravo comunque. Che classe veneziana. Bravo Comendone, quinto posto, va benissimo così. Va benissimo così, questo è un sogno veneziano. Questo è un sogno veneziano. Calma, non posso parlare tanto ragazzi perché sono un po' teso, Non ho mai fatto un cazzo ad Austin, lo sapete. Giro record incredibilmente. Giro record veneziano, fioi. Dai. Che sento. La scheda a far fatica con Fraps. Dio santo. Devo comprare la scheda di acquisizione anche per il computer. Non ce la faccio più con Fraps, mi sono veramente rotti i maroni. Adesso rischio di perdere ancora posizioni. L'estate è un dramma, ragazzi. No, che voglio arrivare almeno sesto, ti prego. Mamma mia, incidenti tanto per qualcuno. No, ma va incurato mare, Brad Pitt da merda. Sempre lui, no. Non ci credo, non ci credo. Non ci credo, cioè. Ma ho troppa sfiga, cioè. Pazzesco. Cioè, pazzesco. Cioè, lag, perdo le posizioni e poi Brad Pitt mi butta fuori. Vabbè, niente, ok. Cioè, fioi. Certo che senza flashback è veramente impossibile. Cioè, almeno se non sei un pro. Mamma mia, tutterone. Principessa sì, penso solo alla prossima commenda. Vino, Angelezza andrà meglio. Ora a Rabat, le gare sfortunate passano. Ragazzi, devo assolutamente vincere. Catalogna, come siamo messi qua. Bene, già fuori dei primi 4. Bene. Siamo già a meno 24, vai che si gode. Pedrosino primo. Cioè ragazzi, ma quanta sfiga ha il Comendone? Da 1 a 10, 100. Cioè. Adesso ragazzi, qua registrare questo caldo è un problema, perché veramente faccio fatica con Fraps, Faccio proprio fatica. Vai. Ora mi dedicherò più a PES e a WWE, perché purtroppo MotoGP è un gioco di merda a livello di ottimizzazione. Devo prenderlo per Xbox. Vai. Twitterone. Allora, Richardson, grande commedia, scelto per diventare grandi, non smette mai di migliorarsi. L'autista, grandissima voglia di correre. Brad Pitt, sei una merda, va a fare in culo, brutto figlio di puttana. Ok, questo è il mio 10° posto in griglia, non malissimo. Adesso inizia il nostro mondiale, quindi vabbè, ostinata così, grazie anche al lag di merda e a Brad Pitt stronzone. Adesso bisogna fare un grandissimo risultato e poi le Mans, Mugello, Assen, Saxon, in cosa, essere 7-8 vittorie per andare a vincere il primo mondiale MotoGP. Dai ragazzi, ora figlio 100.000 mignotta, se laghi ancora ti sparo sul culo, dai. E si parte, Gran Premio di Espana, la prima tappa spagnola. Comendone ha già 24 punti di ritardo dal primo. Siamo solo alla terza gara. E qua possiamo fare un gran risultato. Anche se storicamente qua in Spagna non ho mai fatto risultati meravigliosi, ma devo svegliarmi, cioè, posso capire Austin ma basta. Adesso vogliamo fare il filotto obeso. Vai di filotto. Fuori dai maroni, che deve passare il Comendone. Morirò per campi, grazie. 13° posto, partenza un po' balorda come al solito. Oh, vado benissimo, vado malissimo, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Madonna, dai, cazzo, sono dei mignottoni sti qua, e anche puzzolenti. Vai, patatone, da superare patatone. Ciao, pata. L'altro anno ho fatto veramente un inizio scandaloso con 2 ritiri. 3 gare, quindi non possiamo fare peggio. Possiamo confermare nelle gare comendiane, vincere ad Aragon e Misano, non fare le cagate dell'altra volta. Siamo campioni del mondo. Poi abbiamo i Ducati, doppiettone in Ducati, poi Atric con la Honda, e poi pipponi da Tori, riposo, ciao, 8° posto. Dai, come non è che possiamo arrivare a podio. C'è Nicolino adesso. Ciao Nicolino, ciao Nicolino, ciao Nicolino. Ciao Nicolino. Ottimo Comendone, ottimo
Comendone, settimo posto. Possiamo ancora rimontare tutta la moto arancione perché non si sa, perché rompe le balle, sti danni pesanti mi rompono i marroni più del consumo gomme. Dobbiamo rosicchiare altre posizioni, però ho voglia di rosicchiare. Dai, cavoli, dai. Un po' di concentrazione, ragazzi, scusate, ma devo concentrarmi perché dopo le beffe dell'anno scorso sto voglio vincere, perché sennò veramente non vinco più, Bravo, Comendone, quinto posto. Grandissimo quinto posto, di cattiveria e di classe. E adesso voglio il podio. Lo pretendo, cazzo. Pretendo il podio Comendianos. C'è la lotta bagarre tra Marquez e Rossi, tra il campione del mondo Marquez e Valentino. Buon giro del commentatore Lorenzo, il primo, maledetto Lori. Anche però il miglior inizio in MotoGP questo, anche con questo quinto posto. Perché possiamo fare un podio, però dai, crediamoci almeno, Madonnina benedetta. Dai che c'è Marquez a superare, Rossi sono vicini. Ho bisogno di una curva comendiana, però almeno una. Ho bisogno almeno di una curva comendiana. Dai che Marquez è qua, dai che Marchetto è qua. Devo un attimo rischiare però, Bravo, e l'esterno, ciao. Grande Comendone, gran sorpasso questo. Marquez però si controsorpasso, controsorpasso comendiano. Dai, proviamo a superare anche Rossi per un podio pesantissimo. Dai, ti prego un po' di bava alla fine, dai, un po' di bava alla fine, bravo. E vaffanculo, arriva al terzo posto pesante, 2 terzi posti e un ritiro, va benissimo così, il mondiale è iniziato benissimo. Sì cazzo. Un ottimo risultato e può essere di buon auspicio per le gare che verranno. Ragazzi, ok, non siamo in classifica in maniera, siamo a 31 punti da Pedrosino, però tranquilli ragazzi, cioè, il miglior inizio della storia del Comendone, anzi no, da Lorenzo, scusate. Ok, siamo al quinto posto come al solito. Ok, quinto posto. Ma adesso sì, che canzone di merda. Rider di Scott, non ti prego, tira veramente tosta. Valentino Rossi un po' dispiaciuto. Pedrosa, devo fare i complimenti. Mail, solite stronzate. Ragazzi, finalmente mi sono tranquillizzato dopo la fine della scorsa stagione, perché il miglior risultato comendiano dopo 3 gare. Dopo queste prime 3 gare che sono le più bastarde, ora abbiamo Le Mans che possiamo arrivare a podio tranquillamente, Mugello vittoria, Catalogna vittoria, Assen vittoria, Sachsenring vediamo, Laguna Seca anche questa è un po' così, Indianapolis vittoria, Brno vittoria, Silverstone vittoria. Ragazzi, ci siamo in piena tabella di marcia, molto bene ragazzi. Quindi raga, nel prossimo video prima vittoria del Comenda della nuova stagione. Raga, un saluto del Comendone veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.